Riprendiamo il contraesame dell'imputato di procedimento collegato. È presente il signor Scaravilli, interviene l'avvocato Antille. Sì. Presidente? No, prego. No, io ho due domande soltanto, Presidente. Allora, l'avvocato Napoli. Sì. Senta, signor Scaravilli, lei in seno alla sua organizzazione che ruolo rivestiva? È stato un periodo che ero responsabile dell'organizzazione. Era responsabile? Sì. Della sua organizzazione? Un'altra domanda le volevo fare. Dal 90 al 93, se ricordo male, lei è stato in libertà. Sì. Durante l'arco di questo periodo ha avuto modo di incontrare il signor Benedetto Santapaola? Non è andato a trovarlo? No. Quindi gliene hanno parlato solo altri? Che cosa? Di Santapaola? Sì. Lei non ha avuto una conoscenza diretta? Con lui no. Grazie, nessun'altra domanda. Avvocato Antille. Sì, signor Scaravilli, senta, lei ha detto poc'anzi che conosce il signor Filistad Salvatore. Sì. Quando l'ha conosciuto? È 90, non l'ho conosciuto. E dove? Nell'organizzazione. No, dico dove, in quale città l'ha conosciuto? A Catania. Senta una cosa, il signor Drago Gaspare lo conosce? Sì. Senta, risulta a lei, insomma, che lei si ricordi che il Filistad e il Drago siano collaboratori di giustizia? Sì. Come lo sa lei? Sono collaboratori? Quando ci arriva la carta del processo? Sì. Senta, lei ha iniziato a collaborare dopo che è iniziato il suo processo? No, prima. Cioè, dopo l'udienza, no, di processo parliamo di dibattimento, dico dopo l'udienza preliminare oppure prima dell'udienza preliminare? Prima dell'udienza preliminare. Quando è iniziato il processo? No, quando è iniziato il processo, cioè dopo l'udienza preliminare? Sì. Ero quasi collaborante. Come? Ero quasi collaborante prima. Era quasi collaborante? Sì. Cioè, in che senso? Vorrei capire un attimo. Cosa vuol dire quasi collaborante? È una nozione che non comprendo. Chiedevo il giudice di parlare per diventare collaborante. Era in procinto di diventare collaborante? Senta, lei è stato posto a confronto con Filistad Salvatore e Drago Gaspare in qualche processo? Sì. E ricorda se tra di voi sono insorti contrasti particolarmente aspri? No, aspro. Non aspri? Qualche controversione che io poi se lo guardo in un modo e in un altro modo. Il 15 marzo del 95, così le aiuto un po' la memoria, lei è stato sentito nell'aula bunker di Re Bibbie. Se lo ricorda questo confronto con Filistad? È possibile che il Filistad le abbia detto tu non sei neppure sicuro neanche di te stesso? Non se lo ricorda. Ed è possibile che lei abbia detto a Filistad tu stai facendo un film... Presidente, non abbiamo altro modo per vagliare la coerenza, l'attendibilità. Può procedere, avvocato. Sì, grazie. Vorrei capire una cosa. Le stavo ricordando questo. È possibile che lei abbia detto a Filistad tu stai facendo un film e stai dicendo delle fesserie? Se lei mi spiega su quale particolare io posso dire sì o no. No, dico, questa frase nel corso... Sì, riguardava praticamente la fuga dopo l'assassinio di Orazio Indravaia. Ah, sì, esatto. Sì, quindi praticamente lei conferma che c'è stato questo scontro durissimo con Filistad? Quando durissimo, lui dice siamo andati un po', cioè noi siamo andati a un altro posto, non è che era uno scontro. Cioè dire, non era uno scontro particolarmente pesante? No, non lo vedo così pesante. Ma come, il signor Filistad le ha detto tu stai dicendo tutto diverso da come è stato stabilito? No. Lo riporta alla pagina 327 del verbale del 15 marzo, non se lo ricorda lei? Ma dove siamo andati? Noi abbiamo commesso l'omicidio. No, lo so. Siamo d'accordo. Lo so. È vero? No, volevo capire un attimo una cosa, cioè lei ricorda che praticamente si è precisato queste circostanze, cioè dire il Filistad le ha detto tu stai dicendo tutto diverso da come è stato stabilito? Presidente, c'è opposizione. Sì, un attimo. Su questa parte l'opposizione va accolta. Sì, Presidente, va bene, non andiamo oltre. Senta, lei conosce il signor Lovecchio Agatino? Sì. Quando l'ha conosciuto? Da fuori lo conosco. Come? Da fuori. Da fuori dove? Aspetta, apparteneva all'organizzazione. Sì, quale organizzazione? Io custode. Quando l'ha conosciuto? Fuori nel 90. Nel 90 ne è sicuro? Anche da prima. Ne è sicuro al 90? Sì, sicurissimo. Non ricorda che era detenuto per caso in quel 90 il signor Lovecchio Agatino? Non ho capito.
Non pensa che fosse detenuto nel 90 lo vecchio Agatino? Forse era detenuto, dico, nel 90, se lo ricorda? Se era detenuto? No, non se lo ricorda o non lo sa? No, non mi ricordo. Non lo sa. Senta una cosa... Ho detto non mi ricordo. Sì, no, dico, non mi ricordo, no, è giusto, per carità, è un errore mio. Senta, volevo dirle una cosa. Io gli posso dire una cosa dove abito, da Latino, una casa Sì. composta, no? Sì, lo so. Senta, nell'ambito dei suoi rapporti con Lovecchio Agatino, lei ha formulato una richiesta allo vecchio Agatino della corresponsione di 50 milioni in cambio dei quali lei non l'avrebbe chiamato in correità in ordine a un certo fatto? Senta, Sì. quando ho fatto questo fatto, Sì. ci posso dire che Lovecchio Agatino, la sera quando io ero poco volante, la sezione con me non c'era, lui era una sezione 3 anni sotto che non ci potevano incontrare. Sì. Se Lovecchio Agatino si ha inventato questa cosa per cercare di scapolare con la giustizia, non ci posso fare niente. Io gli posso dire quando dopo che gli ho dato, quello che ho fatto. Sì, e volevo chiederle una cosa, scusi, ma lei sa però che in quel processo il signor Lovecchio Agatino ha dimostrato con una perizia, o meglio la Corte ha potuto appurare con una perizia affidata a un consulente tecnico di Ross, che praticamente c'era stata una tentativo, concludo la domanda, poi Presidente scusi la concludo così poi la Corte, se me la fa terminare. La domanda è già in parte formulata, il pubblico ministero si oppone. No, dico, la domanda ancora non è finita. Può procedere. Sì, volevo dire questo, signor Lovecchio, risulta, almeno io glielo ricordo, e lei dovrebbe saperlo perché era imputato in quel processo, che lei è stato accusato specificatamente di avere richiesto 50 milioni in cambio del suo silenzio in ordine ad un aspetto della sua collaborazione. Io le chiedo, mi rendo conto che potrebbe essere che sia un argomento così strano, però dico, le chiedo, lei dice io questo Lovecchio non l'ho potuto mai incontrare, io le dico, lei su questa circostanza cosa ha da dirci? Cioè risulta verità o meno che è stato... Scusi, risulta verità o meno che lei ha richiesto al signor Lovecchio Agatino l'importo di 50 milioni al pagamento... Ha risposto già alla domanda. Va bene, sì, è falso, va bene. Senta, signor Scaravilli, lei ricorda che in quel processo, su questa circostanza, è stata disposta una perizia da parte della Corte che ha accertato che quella lettera del signor Lovecchio Agatino era in verità assolutamente originale e vera? Le risulta questo? Scusi, la domanda, un momento, la domanda è se lei è al corrente di questa circostanza. No. Non è al corrente di questa circostanza? Ha risposto. Sì, dico, nessuno poi l'ha informata successivamente dell'esito del processo? Dico, sì. C'era un detenuto che diceva di questa lettera, non so più niente. Lei non sa più niente oltre scusi. questa lettera? Scusi. Dico, Non abbiamo sentito... Silenzio! Non abbiamo sentito la sua risposta, signor. No, sono stato informato poco fa che c'era un detenuto che contestava questa cosa, ma no, a carcere dove basta, solo questo. senta, lei si trovava insieme alla vecchia Agatino nel carcere di Brucoli? Sì, E poi dove si è trovato insieme alla vecchia Agatino? In quale carcere si è andato? a nessun posto. Senta una cosa, il Drago Gaspare, lei ha detto che lo conosce. Ricorda in particolare che ci sono stati dei confronti con Drago Gaspare nel corso dei processi, sempre riguardanti la sua organizzazione? Con me? Sì. Sì, io proprio questo che sta parlando della Bibbia. Sì. Dove era detenuto Drago Gaspare? Dov'era? Dove era detenuto Drago Gaspare? Ma questo lo deve sapere lei, io non lo so. Lo dovrei sapere io? E in Io le sto effetti la chiedendo. domanda è posta male. Sì, Presidente, le chiedo, dove era detenuto Drago Gaspare Cioè, se è al al tempo in corrente cui... dove era detenuto è la domanda Certo, corretta. se era al Devo corrente. dire- Non lo so, sto vedendo. Non lo sa. Sento un'ultima cosa, signor Scaravilli. Lei ricorda in particolare se è stato, lei si ha svolto lei l'attività di intermediario nel traffico di stupefacenti, di intermediario? Lei si è occupato qualche volta da intermediario di traffico di stupefacenti? Cioè faceva in modo che qualcheduno comprasse e qualcun altro vendesse degli stupefacenti? Sì. E vuole dire il nome di chi la metteva a corrente di dove si poteva recuperare dello stupefacente? Questa domanda che dice lei io non l'ho capito completamente. Dico, chi glielo diceva? Sì, chi è che gli diceva a lei dove poteva andare a prendere lo stupefacente? A me che Sì. doveva andare a prendere. Sì. Noi ci posso dire che una volta su con un po' non abbiamo preso 30 kg andavamo.
E chi l'abbiamo portato a Catania. Ho capito. E chi gliel'ha detto a lei che si trova a Milano? Che c'era dello stupefacente a Milano? Chi gliel'ha detto? Abbiamo contrattato direttamente in Turchia. Sì, ma chi gliel'ha detto a E lei? sempre dicevo che siamo andati noi a contrattare in Turchia direttamente con i turchi per comprare questa roba, di quando i turchi avevano un'agenzia navale dove la potevamo prendere. E Cioè dire... 30 kg tutto un colpo. No, vorrei capire un secondo. Allora lei, nessuno gliel'ha detto, è andata in Turchia e lì ha preso... Scusi sì. un momento, no, non interessa No, a noi, vorremmo- non interessa a noi, No, avvocato. vorremmo capire- La prego di essere più specifico nella Sì, domanda. Presidente, senz'altro. Voglio Se sapere... no, così lei lascia l'iniziativa al test Sì, di raccontare Presidente, quello che gli pare. Voglio sapere, ed è l'ultima domanda che porrò al test, se qualcheduno gli ha detto di recarsi in Turchia a prelevare dello stupefacente. Io non ci sono stato mai in Turchia, preciso. Non ho altre domande, Presidente. Intervento successivo, avvocatessa Viscuso. Grazie, signor Presidente. Signor Scaravilli, lei ha parlato di Filistad Salvatore. Io le chiedo, il Filistad Salvatore è stato sempre inserito nel gruppo dei Cursoti? No, Quando è stato inserito nel gruppo dei Cursoti? mi sembra che è stato inserito perché è stato inserito prima che uscivo io, o l'89 o l'88. Nel gruppo... Non te lo so dire, prima che uscivo io. Ho capito. Senta, lei conosce Messina Riccardo? Sì, Come lo conosce? lo conosco da fuori. Che appartenente a un altro gruppo, A quale gruppo? al gruppo Capello. E senta, conosce la Zara Salvatore? No, attenzione, non è il gruppo Capello, attenzione. E che gruppo è? Sembra che ha gruppo di bottiglie. Senta, lei conosce la Zara Salvatore? Io lo conosco, ma non so se è quello che dice lei. Ha un soprannome? Quello che conosce lei? No. Se è quello che sta dicendo lei, che diciamo anche noi, sono voluto un pescivello, se è quello. Ho capito. Senta, lei conosce tale Viola Francesco? Io conosco un Viola, non so, non ricordo se si chiama Francesco, ma non vai, se è questo qua. Sì. Conosce Barry White? Sì. Come lo conosce? Lo conosco da fuori. Quando l'ha conosciuto? In quale anno? Anche quando lo conoscevo da lì, quando sono uscito nel 90 sono andato a trovare qualche volta all'ospedale Santa Marta perché lui era ferito e si doveva fare dei curi. E precedentemente al 90 lei dove l'aveva conosciuto? Fuori. E in quale anno? Non me lo conosco più. E senta, sa se il Viola Francesco fosse inserito in qualche organizzazione criminale? Sì. In quale gruppo? Questo io ci voglio specificare una cosa, perché prima lei non sta parlando del caso di Messina, no? Sì. Scusi un attimo, per intanto mi risponda su Viola Francesco, poi torniamo su Messina. Era nel gruppo Puntina. Chi? Parliamo di Barry White. Sì, quello è. Perfetto, era inserito nel gruppo Puntina. Lei sa a partire da quando? No. E sa che ruolo ricopriva all'interno del gruppo Puntina? No. Su Messina Riccardo stava dicendo? Su Messina Riccardo non sto dicendo, siccome questi gruppi una volta erano tutti assieme, sia Perché, sia Puntina e sia Muscia di Puglia, no? Ma poi hanno avuto la spaccatura e così il caso Messina sta fatto con la parte dei Muscia di Puglia, che era di Potigna, eccetera. Va bene, nessun'altra domanda, signor Presidente, grazie. Altri interventi? Possiamo dare la parola al pubblico ministero? Il pubblico ministero può esaurire l'esame. Signor Scaravilli, lei ha parlato di gruppi che erano tutti assieme e poi si sono scissi. Vuole dire alla Corte quali erano i gruppi che erano tutti assieme? I gruppi tutti assieme erano questo di Pontina, questo di Cappello, questo di Pippotigna e quello di Lautane, una volta erano tutta una cosa. Il gruppo della Savasta dov'era? Anche assieme a loro, con Pippotigna. Con Pippotigna. Per quanto riguarda Viola Francesco, lei sa descriverlo fisicamente? Sì, era uno robusto. Ecco, ci sa dire dopo se quali attività delittuose in particolari il Viola commetteva?
No, non ce lo so dire perché quando lui faceva parte del gruppo, che già faceva parte prima del 90, io mi trovavo nel carcere, però so che era appartenente e anche io quando poi ero andato a trovare all'ospedale Santa Marta che parlavamo sapevo che era sempre appartenente. Scaravilli, lei ha conosciuto il padre di Aldo Ercolano? Il? Padre di Aldo Ercolano? Sì, Sa come si chiama? Giuseppe. Può dire in che occasioni l'ha conosciuto? L'ho conosciuto solo in un'occasione io, nella sua agenzia nella zona industriale. Andando? Nella zona industriale, che hanno un'agenzia. E ricorda per quale motivo ebbe a recarsi là? Siamo andati là io e Angelo Sabale, che ne ci ha portato un parente suo, un certo Natale di Emanuele, perché dovevano parlare sia Angelo Sabale che sia Natale di Emanuele di certi affari. Affari attinenti, affari Affari di lavoro o di altro? A Catania i De Emanuele gestiscono il negozio dove vendono i bar da morto, di cui là vicino ce n'è un altro che ha un altro negozio pure, che si chiama Latore Pietro, e loro a tutti i costi volevano quest'altro negozio che passava a loro e stavano cercando di farci l'assunzione. Loro chi? Il De Emanuele. E sento per dire che questo negozio, il proprietario Latore Pietri, era un grande amico di Angelo Sabali e anche mio, così Angelo Sabali cercava di farlo convincere di lasciare in pace questo negozio. Loro invece insistivano anche con una grossa somma se ci lasciava il locale libero, e così ci siamo andati là, hanno parlato loro del più del meno di smetterla su questa cosa che era impossibile e ce ne siamo andati. Ma in quell'occasione era presente anche il padre di Aldo Ercolano? C'era il padre e il fratello più grande di Nito Santa Paola, Salvatore. Lei, rispondendo ad una delle domande poste dagli avvocati, stava iniziando a fare un discorso in merito a delle affermazioni che il Campanella ebbe a fare in relazione all'omicidio del Giacomo di cui ha detto. Sì. Ricorda cosa ebbe a dire il Campanella in quell'occasione? E per dire, essendo che aveva trovato l'assegno che era scaduto, e questo sempre che portava l'uomo questa storia dei soldi, ha dato la battuta, dice ancora che ci ha aspettato a ammazzarlo a questo. Ha parlato di Barry White. Sì. Lei ha avuto mai rapporti così per gestire affari illeciti con il Barry White? No, solo una volta c'era un ragazzo si chiama Rosario Condolero, no? Che avanzava un po' del milione sempre per queste discussioni di droga, e così Balavotti mi chiamava a me e l'ho andato a trovare all'ospedale Santa Marta dicendomi com'era questa storia e l'abbiamo chiarita, solo questo. E quanto tempo fa l'ha conosciuto il Barry White? Io lo conoscevo da prima, poi quando sono uscito l'ho andato a trovare nel 90 all'ospedale Santa Marta per salutarci e così abbiamo parlato. Perché andò all'ospedale Santa Marta? Perché lui si trovava recuperato là all'ospedale Santa Marta, che malattia che non poteva camminare, perché lui è stato sparato una volta. Ricorda o sa da chi è stato sparato? So che è stato sparato forse da un gruppo avversario, però non so di preciso, perché ci hanno tentato mi sembra più di una volta lui a sparare. Ha detto poc'anzi in quale gruppo era inserito il Barry White? Opposizione, signor Presidente, il test ha già risposto alla domanda. Non è motivo sufficiente può rispondere. Sì. Ti ripeto che era inserito del gruppo Pondina e Cappello. Cioè in che senso, se magari può spiegare? Perché che cosa succede? Che i Pondina e il Cappello prima erano tutti assieme, no? Ma poi hanno avuto una piccola discussione per dire che si sono distaccati un pochettino. E allora la squadra di Pondina è andata con Cammisera. È andata. Cioè con chi? Con Pippo Cammisera.
Cioè, come si chiama? Come fa di cognome? In questo momento non lo conosco abbastanza bene, non mi sto sovvenendo in questo momento. E Barry White? E Barry White ora di preciso io non ce lo so, di giusto preciso non ce lo so dire se è rimasto col cappello o era col camisete. Ha finito il pubblico ministero, Presidente. Presidente, chiedo scusa, in relazione alle domande fatte dalle ultime domande. Sì, grazie. Senta, signor Scaravilli, lei a domanda ora del pubblico ministero ha appena detto che vi siete recati, lei è stabile, da Ercolano. Dove? Alla zona industriale. Cosa c'è alla zona industriale? E dopo il cappello Risi c'è questa agenzia. Agenzia di che tipo, se me la può descrivere? Io non so se entrano locali o escono, non ce lo so dire. E lì ha trovato lei Ercolano Giuseppe, ha detto? Sì. Lei lo conosceva da prima? No. L'ha conosciuto in quell'occasione? Sì. Quando è avvenuto questo fatto? Nel 1990. Pressappoco, inizio, fine? Avvocato, noi che non ci voglio rispondere per molto. Ho capito. Senta, lei ha detto che è andato là per discutere un problema che riguardava De Emanuele. Sì. Cosa c'entrava Ercolano in questa discussione? Non ce lo so dire, non lo so io. So che sono parente, non lo so. Cioè dico, qual era la ragione per la quale vi dovevate incontrare là se era un problema riguardante De Emanuele? Non ce lo so dire. Non lo so. Anche per conoscerci forse, non lo so. Lei ha partecipato a questa riunione o si è estraneato? No, io sono rimasto con Giuseppe e quello di Santa Paola, lui che c'è un altro ufficio da vicino, si sono messi a parlare, sia Stato che con Emanuele. Quindi Ercolano non era presente alla discussione perché stava con lei? Sì. E il fratello più grande di Santa Paola come si chiama? Sembra che si chiama Salvatore. Ed era pure là, l'ha trovato là lei? Sì, sì. Avete avuto qualche discorso in particolare con Ercolano? No, niente. Quindi lei ha atteso che Stabile finisse di parlare con De Emanuele? Sì. E dopo lo Stabile le raccontò l'oggetto della discussione? Sì, che la discussione era sempre questa qua, però che non c'era da fare niente, basta, l'abbiamo visto. Le disse perché vi dovevate incontrare là e non nel negozio di De Emanuele? No. No, non ho altre domande, grazie Presidente. Avvocato Guzzo? Sì, anzitutto un'osservazione, questo poi mi darà ragione o torto la trascrizione. Il Procuratore della Repubblica ha posto una domanda, cioè lei ha fatto un certo discorso a proposito di quel prestito, di quella vendita di droga non pagata. Lei ha detto questo il pubblico ministero, durante la sua deposizione avrebbe parlato di battute o di espressioni in bocca al Campanella. Presidente, io non ho avuto il tempo di oppormi perché in realtà non ricordo bene se il teste ha detto nel corso della sua dichiarazione o ha fatto riferimento a delle battute o a delle espressioni in bocca al Campanella. Ecco perché non mi sono posto. Allora, io le do atto di quanto segue, avvocato, che il teste aveva accennato al discorso di Campanella, che io l'avevo bloccato non so se su un'opposizione oppure no, e che tuttavia quando l'ha fatto il pubblico ministero la stessa domanda su questa battuta non sono intervenuto per bloccarla. Ascolti Presidente, io a chiarimento, perché la signoria è sempre lei abbastanza chiaro, che io ricordi bene... Può fare le sue valutazioni e le sue domande a questo punto. Che io ricordo bene, il discorso la signoria vostra ha detto salti perché non c'era motivo di continuare all'opposizione, però se ricordo bene, quando la signoria vostra ha messo il punto alla parola di questo testimone, non aveva accennato affatto a battute o a espressioni in bocca a Campanella. Lo potrei vedere dal verbale, avvocato. Il motivo c'è, Presidente, perché è logico che se questa espressione battuta non risulterà dalle registrazioni, io questa risposta chiederò il depennamento, perché non ho avuto occasione di fare opposizione. Seconda domanda, la battuta dice perché non l'ho ammazzato, ho capito bene.
che ci state aspettando. Senta, questa battuta, quando ha dato questa battuta, chi era presente? Io faccio passato, non me lo ricordo di visite, io c'ero sicuro. No, lei c'era sicuro, certo, se lo riferisce, lei indica qualcuno. Anche passato c'era sicuro, mi sembra che questi c'erano per le strade. Oh, questo nel momento in cui lei porta gli 8 milioni, così? No. Ah no? Non ci siamo, guarda. Allora, quando ha tornato l'assegno indietro. Allora, l'assegno lui ha capito che era scoperto, l'ha tornato indietro, l'ha detto. Allora questa battuta lei la pone a un momento anteriore al momento in cui lei porta quando sono i 6 milioni? Dopo. Senta una cosa, ma dopo questa battuta che viene rivolta a lei e ai suoi compagni, come mai poi non è stato lei ad ammazzare quei due? Non l'ho capito. È chiaro? No, non ripetete la domanda. Sì, gliela ripeto subito così può rispondere, può pensare alla risposta. Ascolti. No, la mia non è la risposta, che devo pensare a fare. Ascolti, la domanda era chiara anche perché credo che sia in perfetta lingua italiana, molto corrente. Dico, la battuta venne rivolta a lei, ma che ci aspettate ad ammazzarle così? Sì. Ora, come mai non è stato lei che riceve quella battuta ad ammazzare quei due? Perché c'è un responsabile, dobbiamo formare un responsabile di quello che succede, poi deve essere uno responsabile a dire se possiamo ammazzare o se no. L'iniziativa nostra non dobbiamo ammazzare nessuno. Quindi questa è la risposta, ma lei cosa riferì al responsabile? Questo qua. Cioè? Che c'è una rassegna a fuoco e che lei sarebbe un pochino. Sì signore, quando lei consegna 6 milioni reitera, cioè ripete questa battuta oppure no? Quando lei consegna 6 milioni, il Campanella ripete questa battuta che ci aspettate ad ammazzare? Non vogliate cose qua. Come? Non ho... vogliate cose, quando io ci ho detto che i soldi si non abbiamo consegnato. Senta, qua se c'è uno che imbroglia, se c'è uno che imbroglia, questo poi si vedrà. E allora, io non giro niente, io le pongo una domanda specifica. No, io non posso fare lo specifico, perché lei... Attenzione. Senti, non siamo allora calmiamoci un momento e assumiamo la versione definitiva di questa vicenda. Allora, con calma, signor Scaravilli, esponga nuovamente i fatti come sono andati. Dopo i soldi, dopo che abbiamo dopo parecchi giorni, che lui se ne accorto che l'assegno era poco, quando ce lo restituisce mi dice che ci aspettato a marcarlo, non prima. No, e la domanda, non ho detto prima, la domanda è questa, quando lei consegni 6 milioni, sì, ebbe a ripeterle a lei, al suo degno amico, ci aspettate ad ammazzare. C'è opposizione, Presidente, perché ha già risposto. Sì, si ritiene che la vicenda sia stata chiarita a sufficienza, Avvocato Cuzzoni. Cioè, signor Presidente, se ha altre domande... Signor Presidente, scusa, io non ho capito bene, la domanda era chiara. E per ripetere di nuovo la stessa espressione nel momento in cui consegni i soldi. Io ancora questa risposta non l'ho avuta. Ha avuto la risposta per quanto mi riguarda, Avvocato. Altra domanda? Presidente, chiedo scusa se intervengo di nuovo. Poc'anzi ho dimenticato di porre una domanda, se lei mi consente. Vediamo. Sì, sempre con riferimento alle ultime domande poste dal signor Pubblico Ministero. Cioè, signor Scaravilli, la discussione poi come si concluse fra il De Manuele e il vostro amico? Nel senso che, se non le è chiaro, cerco di chiarirlo. No, si è conclusa che non doveva lasciare mettere quello là che non aveva così. Quindi nessuna estorsione è stata portata a compimento? No. Grazie. Pubblico Ministero? Soltanto una domanda. Lei ha detto stamattina di aver saputo che Aldo Ercolano era andato a trovare Jimmy Miano. Su domanda del difensore ha specificato che questa circostanza non la sapeva per averla appreso direttamente. Da chi l'ha appreso? Come ha saputo di questo incontro? Da Jimmy Miano. Che lei ha incontrato dove? A Milano, dopo un paio di giorni che c'era stato già lui. E quindi Aldo Ercolano sarebbe stato a Milano a incontrare? Sì. Non ho altre domande. Su questa circostanza ci sono domande di controparte? Possiamo licenziare il teste? Presidente, scusi, io avrei qualche domanda da fare. Lei alquante domande le può fare soltanto su due circostanze, che sono l'incontro con Giuseppe Ercolano nel suo magazzino non so dove, dalla parte della zona industriale, e la circostanza relativa
a un incontro con Campanella a cui sarebbero stati consegnati 8 milioni, di cui 2 milioni portati da un assegno che poi è risultato a vuoto. Se ha domande da fare su queste circostanze le può fare, altrimenti non può fare più nessuna domanda. Sono su quelle contraddizioni cui si faceva cenno stamattina prima dell'interruzione. Sulle contraddizioni si dovrà pronunciare la Corte, avvocato, in un secondo momento. Deve passare attraverso il vaglio della Corte, altrimenti lei l'avrebbe dovuto indicare come teste suo, produrre quei verbali e interrogarlo e esaminare, non controesaminare su quei verbali avvocatocrazia. E con questo, per favore, chiuso l'argomento. Presidente, ci scusi, sono domande, avvocato solo Napoli? Per una precisazione, si tratta di domande da noi non previste né prevedibili, quindi solo a seguito di quanto emerso all'odierno dibattimento. Lo doveva fare nel momento del controesame. Ora lei può controesaminare solo sui 2 argomenti che le ho precisato, sugli altri stamattina no. Presidente, quando la Corte ritiene, allora poi facciamo le domande. Sì, signore. Avvocato Napoli. No, Presidente, nient'altro, grazie. Allora può andare via il signor Scaravilli, grazie. La persona da esaminare successivamente. Tidona Salvatore. Signor ufficiale giudiziario. Sì? Sì, è il tempo che portano. Si sieda. Buonasera. Un po' di silenzio in aula, per favore. Lei è il signor? Tidona. Sì, il nome. Salvatore. E il luogo e data di nascita, signor Tidona. Nato a Vittorio il 24 255. Qual è la sua posizione processuale? Testa. È imputato in qualche procedimento penale in questo momento? Sì, con il grande Carbonaro Domenico. Quindi per questa sua qualità, poiché si riconosce un collegamento tra il processo che la interessa e questo che stiamo celebrando qui, lei deve essere assistito da un difensore per essere esaminato. Chi è il suo avvocato? Guarneri. Avvocato Amato, in sostituzione dell'avvocato Guarnera, è presente in aula. Poi la legge le dà facoltà di astenersi dal sottoporsi all'esame. Intende rispondere alle domande? Il pubblico ministero può procedere. Signor Tidona, Sì. in quale organizzazione criminale lei è stato inserito? Io nel 90 sono entrato a far parte del gruppo dicembre 90 Carbonaro Dominante da Vittoria, non a tutti gli effetti. Sono stato in sostanza avvicinato per riscuotere le tangenti di tutti gli appalti della provincia di Ragusa. Quando ha iniziato a collaborare con l'autorità giudiziaria? Agosto 92. Agosto-settembre 92. Lei ricorda se nel momento in cui ha iniziato a collaborare, nel momento in cui ha reso dichiarazioni al pubblico ministero di Catania, lei era detenuto o libero? No, ero detenuto a Bruco. Lei ha avuto in considerazione del suo inserimento, per come lo ha appena specificato, nel gruppo Carbonaro Dominante, ha avuto rapporti con l'organizzazione, con organizzazioni catanesi? Sì. In particolare con quale? Santa Paola. In che occasione? Io quando sono entrato nel 90, dicembre 90, io avevo il compito di gestire tutti gli appalti della provincia di Ragusa. Vuole chiarire il concetto di appalti? Cosa intende Tutti lei? gli appalti pubblici nella provincia di Ragusa. Fare pagare la tangente in sostanza. Sì. Perciò dopo, prima di Natale, il Claudio Carbonaro mi dice: devi andare a Catania, ci sono i catanesi, ti devono dare soldi. Una domenica siamo andati da Ture de Natale, quello che aveva l'impresa del Caccestruzzo. Ci siamo messi d'accordo, il lunedì siamo scesi a Catania, io, Ture de Natale, questo dall'impresa del Caccestruzzo,
e Lecce Angelo, e avevamo l'appuntamento al Cavallino Bianco qua all'entrata di Catania. Il lunedì siamo arrivati in 2 macchine, io con la macchina mia e a Lecce con il di Natale con un'altra macchina, e avevamo l'appuntamento alle 10 al Cavallino Bianco qua all'entrata di Catania. Siamo arrivati, dopo circa 10 minuti è arrivata una macchina, una Peugeot 205 nera o blu scura, targata Ferrara, ed è scesa una persona e uno è rimasto dentro la macchina. Siamo entrati, il bar c'era il cameriere, faceva le pulizie, ci siamo seduti da lato e si è presentata questa persona, Aldo, e mi ha consegnato, aveva una busta con 50 milioni e l'ha consegnata a me, perché dice a chi lo devo consegnare, c'era la Lecce di Natale, dice consegnala a lui. Dopo 5 minuti che mi ha consegnato questi soldi è venuto Pippo Mangione e una persona che lo chiamavano Uzzi Carmelo. Perciò io dopo pochi minuti poi avevo il compito di prendere i soldi e andare via. Perciò io ho preso questa busta con 50 milioni, lui mi ha detto, Stualdo, sono 30 milioni dall'appalto di Pozzallo, l'appalto che si stava costruendo il porto di Pozzallo, e 20 milioni era l'appalto che stavano facendo altri bracci all'ospedale di Vittoria, e la discussione è finita lì per quell'occasione. Ecco, ci faccia un po' capire qual era il senso di questa consegna di denaro da parte di queste persone di Catania a voi. Cioè, adesso dottore, e poi glielo spiego ora più avanti. In sostanza loro mi hanno consegnato questi soldi, erano 30 milioni di stappalto di Pozzallo, dentro il porto di Pozzallo, e 20 milioni del stappalto di Vittoria, stavano in sostanza facendo altri ampliamenti all'ospedale di Vittoria. Poi dopo, verso gennaio, abbiamo mandato a chiamare i catanesi, ed è venuto Pippo Mangione e Uzzi Carmelo, sempre questa persona chiamata Uzzi Carmelo, per discutere, perché il Carbonaro mi aveva detto, cerca di dirgli, se è possibile tu l'appalto li gestisci tu da te stesso, per farti presentare gli appalti, e poi dovevamo specificare la tangente. Perciò verso fine di gennaio è venuto sto Pippo Mangione e Uzzi Carmelo. Allora noi dobbiamo stabilire, il Silvio Carbonaro gli ha detto, noi dobbiamo stabilire un prezzo, una tariffa per tutti gli appalti di queste Catania. E allora si è discusso, io gli ho detto, senti Pippo, ma invece di avere il contatto con te, con voi, perché non posso avere il contatto diretto con tutti questi appaltanti? Lui mi ha detto, non è quello il fatto, Salvatore, il fatto è che queste imprese hanno un appalto a Ragusa, un appalto a Siracusa, un appalto a Caltanissetta, un appalto ad Agrigento, un appalto in Calabria. Per non avere da fare con tutte queste persone, si rivolgono a noi, e noi gli gestiamo tutti questi appalti. E per i soldi si sono messi d'accordo con Silvio Carbonaro, tutti gli appalti che facevano persone di Catania nella provincia di Ragusa hanno stabilito un prezzo 1,5% sull'importo dei lavori. Ci faccia capire, queste imprese per le quali vi venivano consegnate queste somme, sì, erano imprese che già avevano rapporti con questi personaggi di Catania? Sì, erano abbastanza amici, in sostanza gli gestivano tutto loro, a come mi hanno fatto capire. Cioè erano sottoposti ad estorsione sì, in altre... Sì, a Catania erano posti sotto estorsione e tutte le altre province, in sostanza gliele gestivano loro stessi. Poi non lo so addirittura se avevano parte negli appalti, quello non lo so. Cioè mi pare di capire, queste imprese erano soggette a estorsione a Catania e poi svolgevano dei lavori fuori Catania, cioè in Ragusa. Sì. E allora il meccanismo a Ragusa del pagamento della tangente del pizzo qual era?
è l'1,5%. Ma questo 1,5 veniva riscosso dai catanesi? Non lo so, a noi ci davano l'1,5, però non so loro quanto prendevano dalle imprese, quello non è stato specificato. Ecco, cioè loro prendevano un tanto dalle imprese catanesi e dalle imprese che lavoravano nel Ragusano e davano a voi l'1%? Quello non lo so, dottore. Noi abbiamo stabilito, noi facciamo un patto, noi parliamo a queste imprese, va bene, facciamo 1,5. Noi ha fatto in sostanza, facevano la girata. Noi gli parliamo, se sono d'accordo, sta bene, stabiliamo 1,5 sugli importi dei lavori. C'era il Carbonaro Silvio come rappresentante, dice vabbè, per noi va bene. Allora Pippo cosa ha fatto? Dice va bene, adesso io gli parlo di queste imprese. Pippo chi? Pippo Mangione. Adesso io gli parlo di queste imprese, la seconda volta ci vediamo la risposta. Dice va bene. Poi sono venuti prima di Pasqua e hanno portato 70-75 milioni. Allora, dove sono venuti? Sempre a Vittoria, nell'officina meccanica di Titta Nicastro a Vittoria, perché loro davano l'appuntamento al Nicastro perché erano amici. In sostanza gli dicevano per cioè Nicastro era amico di chi? Era amici dei Carbonari e amici altrettanto dei catanesi, forse per via dei rapporti di tempo di contrabbando di sigarette avevano da fare. E allora in questa occasione? Gli dicevano, Titta, dopodomani veniamo a prendere la macchina all'officina. Già significato in sostanza che scendevano per avere l'appuntamento con noi. E sono scesi. Ed è sceso Pippo Mangione, Uzzi Carmelo e un certo Nicola. Una persona si chiamava Nicola, lui si è presentato Nicola. E mi ha consegnato a me perché in sostanza io avevo la carta e avevo tutti gli appalti, che i soldi che avevo riscosso e con quelli che dovevo riscuotere. E mi hanno consegnato 75 milioni e c'era Silvio Carbonaro, c'era altri componenti del clan. E allora mi ha detto, abbiamo discusso con gli appaltanti, per l'1,5% dice va bene, sono d'accordo. A parte quello, anche che loro dovrebbero finire, non lo so, il lavoro si finisce da un anno e loro vi rimangono a dare soldi, preoccupazione non ce n'è, voi conoscete noi, i soldi fino all'ultimo centesimo voi li riscuotete. Secondo poi, per il fatto in sostanza abbiamo stabilito un prezzo. Poi mi ha detto il fatto di avere il rapporto tu, siccome ci hanno assai appalti nella Sicilia, per non avere il rapporto usare con tutte queste persone, per giunta in quei tempi già si sentiva nominare qualche collaboratore, hanno paura, allora automaticamente gli gestiamo noi, vogliono avere da fare soltanto con noi, che c'è offesa, mentre c'era il Carbonaro, no, va bene, per noi va bene così. E abbiamo stabilito quel patto in sostanza. Ecco. Nello stesso tempo io avevo già girato un'altra parte, Farinella Agnella, che era di fronte al porto di Pozzallo. Che significa aveva girato un altro appalto? In sostanza io giravo tutti i giorni per vedere dove c'era un appalto. Sì. Girando trovo questo appalto che era Farinella e Agnelle, era a Pozzallo sempre, di fronte al porto. E addirittura ho parlato con un nipote di Farinella. Lui dice, lei chi è? Io sono amici di Vittoria, rappresento la famiglia di Vittoria. Dice va bene, sa, c'è mio nipote, dice, però mio nipote, mio zio, mio cugino, non lo so, dice è latitante. Non lo so io, che ci posso fare io se è latitante? Però i lavori erano quasi alla fine. Mi scusi, chi era il latitante? Farinella, in quel tempo. Me l'ha detto suo cugino, va, dice, sa per quale motivo era latitante? No, non lo Pippo Mangione a Pasqua mi ha portato questi 75 milioni, mi ha dato 20 milioni di Pozzallo, 20 milioni un altro 20 milioni dall'ospedale di Vittoria, 20 milioni dalla Grasseto che stava facendo lavori, una specie di tunnel lì sotto dove c'era il campo di concentramento a Vittoria. Che cos'è il campo di concentramento? A Vittoria c'era il campo di concentramento, era chiamato, sulla stradale Pescoglitte. Dietro, sotto loro c'era a Grasseto e stavano facendo dei lavori di svuotamento, la galleria, non lo so che cos'era. Lavori in sostanza. Sì.
e mi hanno portato anche 20 milioni di grassetto. Quindi in sostanza erano tutti pizzi pagati Sì. dalle imprese che operavano in quella zona, mi pare di capire. Sì. E 15 milioni mi ha portato di Farinelli e Agnelli, quello che era latitante in sostanza. Vi sono stati altri incontri? Sì, con Pippo Mangione ci siamo visti 4-5 volte. Poi un'altra volta è venuto prima di agosto. È venuto sempre Pippo Mangione e Stuzzicarmelo. Sono venute e mi hanno portato un altro 60-70 milioni. Sempre 20 sono di questa impresa, 20 di questa impresa, e io me le segnavo. E poi ci siamo visti settembre Di quale anno? Settembre 91. Sì. Che il Mangione mi ha voluto una riunione e voleva parlare con me. Ed è venuto Pippo Mangione e un'altra persona che io l'ho vista, quella era la prima volta che l'avevo vista, e sono andate da Titta Nicastro con lui, sono venuti e siamo andati in un amico nostro nella zona di Scogliette, una casa di villeggiatura a mare, ed eravamo io, il Di Stefano, Angelo Di Stefano, Alecce Angelo e Cappello Angelo, e siamo andati alla casa di un Cappello Angelo e Cappello Angelo, Alecce Angelo, Di Stefano Angelo e io ero. Cioè sono tutti appartenenti al clan dominante Sì. Carbonaro. Ecco. Ed è venuto Pippo Mangione e un'altra persona che io non l'avevo visto mai, e siamo andati a casa di questo amico nostro, un certo Donzello, che aveva una casa a mare, e c'era anche lui. E Pippo Mangione è venuto perché mi ha detto c'erano 3 imprese della provincia di Ragusa che stavano partecipando a un appalto a Catania. Era un lavoro di sbancamento ed era la Sud Costruzione, che è di Comiso, e poi c'era un'altra che era di Ragusa, che il presidente era Causarano, e un'altra impresa di Vittoria che era Paolo Di Cesare. Dice: Salvatore, se mi fai la cortesia, dice, di dirgli a questa impresa, dice, questo lavoro, dice, è nostro, questo lavoro interessa, dice, a un'impresa nostra, dice, se ne fai la cortesia li puoi avvisare, dice, sai, dice, se non partecipano. Dico: vabbè Pippo, non ti preoccupare, dico, vabbè, adesso gliene parlo. Ed è finita lì. Io ho parlato con queste imprese, gli ho detto così, sta situazione non è che io dico, io ho visto avvisando, dico, non voglio che oggi domani fate qualche lavoro a Catania, vi succede qualche danno e poi venite a reclamare. Dice: vabbè, non c'è problema. Io ho parlato con quello di Ragusa, un certo Causarano, era il presidente della cooperativa, mi ha detto, dice, va bene. Altre 2, Angelo Lecce è andato a parlare con questo Paolo Di Cesare, e Maurizio Campanotto o Ferrere, non lo so, uno dei 2 ha parlato con quello, un certo Giordanello, il presidente della Sud Costruzione di Comiso, e si sono ritratti, perché poi ci siamo visti con Pippo, poi era settembre 91, poi a dicembre, prima di Natale, è andato Angelo Lecce e Angelo Cappello a Catania, da un bar a Catania. Da un bar che era passando la stazione principale, sulla strada che va sempre mare, facendo circa 700-800 metri, 1 chilometro, si girava a sinistra e c'era una rotatoia, e lì c'era un bar, e sono andati lì Angelo Lecce e Angelo Cappello, e Pippo Mangione ci ha consegnato 30 milioni, sempre a conto degli appalti. Poi Angelo veniva, dice, questo sono 10, gli davano addirittura il bigliettino, questi 10 sono per questo, 10 sono per l'altro. Poi nello stesso tempo io già avevo girato altre 2 imprese, sempre di Catania, altre 3. Una stava facendo l'istituto agrario sulla stradale 115. A Vittoria. A Vittoria, sì. Perciò logicamente io ci andavo, mi presentavo e loro dice, va bene, dice, poi dice, a giorno dice, si fanno sentire amici nostri. Poi Pippo ci ha mandato a dire, dice, l'impresa così, dice, tutto a posto, dice, va bene, come stabilito. In sostanza erano amici soli. Poi ne ho pescata un'altra che a Vittoria, dove era il mercato ortofrutticolo vecchio, stavano facendo delle scuole elementari, e ci sono andato, ed era sempre un'altra impresa di Catania. E poi Pippo mi ha mandato a dire, dice, va bene, anche quella impresa, dice, tutto a posto, sempre stabilito, con l'1,5%. Dico, va bene. Poi prima di Pasqua 92 è andato di nuovo Angelo Lecce, poi l'avevano arrestato, è andato Angelo Cappello
e c'è andato Pippo Di Stefano, il fratello di Angelo Di Stefano, perché sapeva dove era questo posto a Catania e conosceva anche Pippo, sto Pippo Mangione, lo conoscevo così di vista. E allora, siccome io ero latitante non mi potevo spostare, Pippo dice, ci vado anche io, ci faccio compagnia io. E sono andato a Catania a stupare. E Pippo Mangione gli ha consegnato altri 40 milioni. Sempre gli dava il bigliettino, dice 10 sono di quell'impresa, 10 di quello, 10 di quello, 10 di quello. Lei era presente a questo incontro, mi faccio No, questi due incontri no. Dicembre 91 e prima di Pasqua 92 io non c'ero, non ci sono andato a Catania. Poi con Pippo noi ci siamo visti giugno, l'ultima volta che ci siamo visti è stata giugno 92. E dove vi siete visti? Come? Dove vi siete visti? In questo bar a Catania. Perché? Perché nello stesso tempo avevano incominciato a passare il metano a Ragusa. Dovevano fare il metadanotte ed era un'impresa di Catania. E allora c'è andato, girava al posto mio, girava Sortino e Longombardo, giravano per riscuotere le tangenti e sono andati da questa impresa a Ragusa che stavano facendo il metadanotte. Però ci sono andati, allora il geometro, il capocantiere gli ha detto, dice, questo momento, dice, amici nostri sono indisposti, dice, quanto prima, dice, si fanno sentire. Avrebbe passato un mese e mezzo e non si era fatto sentire nessuno. E poi ci sono andato io e il Sortino. Ci sono andato e ho parlato, dico, senta, dico, siccome dico, a Catania le famiglie sono tante, io soltanto voglio sapere gli amici chi sono. Così io so, se sono amici da sempre, io già so con chi ho da fare. Dice, vabbè, adesso io riferisco, dice, quanto prima si fanno sentire. E poi Pippo mi ha mandato a chiamare. No, addirittura l'ho mandato a chiamare io. Perché? Perché era il nipote di Paolello di Gela, si chiamava Paolo Licata, che aveva preso un appalto a Catania. Aveva preso un appalto a Catania di sbancamento, non lo so, era nella provincia di Catania in sostanza. E c'era andato un certo Nicola Maugeri. Gli aveva detto, dice, qua tu dice appalto non ne fai. Dice, perciò cerca di smontare, dice, ma sai, dice, io ho bisogno, dice, sono nipote, così così. Dice, no, non frega niente, tu qua dice appalto non ne fai. Perciò poi è venuto Paolello da me e Angelo Di Stefano mi ha detto, Salvatore, dice, mettiti in contatto con Pippo Mangione, so che voi avete questo rapporto, dice, cerca di dirgli, ci sono andato da mio cugino, dice, un certo, dice, Nicola Maugeri, che non gli vogliono fare il lavoro, dice, che è preso a Catania. Dico, vabbè, mi ha dato il lavoro, era vicino, addirittura qui sta via l'ufficio, sto Nicola Maugeri era via l'ufficio dove c'è una zia Lisa. Perciò ho chiesto l'incontro con Pippo Mangione e ci sono andato a Catania. Ci sono andato a Catania a giugno 92 e sono andato da questo bar, che c'era Pippo Di Stefano, il fratello di Angelo Di Stefano già lo sapeva dove era questo bar. Ci sono andato e ho incontrato Pippo Mangione. Ho incontrato Pippo Mangione, gli ho detto sto fatto dell'appalto, senti, perché che è amico, il cugino addirittura di Paolello di Gela, sono amici nostri, perciò interessati a questa persona, cercate di fargli fare il lavoro, dice vabbè adesso dice, mi interessa. E poi nello stesso tempo mi ha detto, dice, per il fatto del lavoro del metadanotte, dice, che stanno facendo a Ragusa, dice, questa mattina l'impresario è andato a parlare con mio nipote Aldo, dice, che mio nipote Aldo, dice, mi è venuto a cercare, mi ha detto, dice, va bene, tutto a posto, sempre stabilito con l'1,5%. E quella è stata l'ultima volta che poi ho avuto questi contatti. Perché poi agosto 92 mi hanno arrestato e poi non ho avuto più nessuno contatto. Mi scusi, lei ha parlato di Aldo, sa quale fosse il cognome di questo personaggio che lei ha indicato come Aldo? Aldo Ercolano. Quante volte lei lo ha visto? Io l'ho incontrato una volta soltanto, di dicembre 90. Cioè nell'incontro? A Catania. Cioè esattamente dove? In quale? A Cavallino Bianco. Cioè in occasione del primo incontro di cui lei? Esatto, sì. Si è presentato lui, poi mi ha consegnato questi 50 milioni, dopo 5-10 minuti poi sono arrivati Pippo Mangione e sta persona Ozio Carmelo.
Però io poi ho preso i soldi, io avevo il compito di andare via e sono andato via e sono rimaste il Di Natale e Angelo Lecci a discutere. Però io con Aldo Ercolano ho avuto soltanto un incontro nel 90 qua a Catania. In occasione dell'incontro di cui lei ha detto con Aldo Ercolano, lei ha fatto riferimento ad un'autovettura dalla quale... Sì, era una Peugeot 205, o era nera o blu scura, targata Ferrara. È sceso una persona, questo Aldo, e l'altra persona è rimasta alla guida della macchina. Dell'altra persona rimasta alla guida della macchina è in grado di dare indicazioni? No, l'ho visto 2 minuti così di striscio, poi io sono entrato al bar, poi ho preso la busta con i soldi, ho salito dalla macchina e sono andato via. Era una persona sui 25-28 anni, abbastanza lunga, perché si vedeva che nella macchina quasi toppava la testa sul tetto in sostanza, però non so indicarla perché l'ho visto 2 minuti. E a proposito della targata Ferrari era, perché mi sono messo a cura perché avevano le 2 lettere della targa quasi uguali, perciò una era F e una era E. Perché in effetti quando è stato interrogato lei ha parlato, non so se ha detto sembrerebbe è Lecce o è lei. Dottor, adesso ci penso bene, perché siccome ho visto che le lettere erano quasi uguali, ho capito. Perciò la F con la E era targata Ferrari, o era blu scuro o era nera. Per quanto riguarda Pippo Mangion, lei ricorda se le fu detto se c'erano rapporti di parentela con altre persone, se cioè il Pippo Mangion era parente di qualche altra persona? Sì, lui mi ha detto l'ultima volta che ci siamo visti, sì, io sapevo che era suo nipote, suo Aldo Ercolano, me l'aveva detto in sostanza lei conosce il fratello di Pippo Mangion? No, io lui una volta mi ha detto, perché gli avevo chiesto un incontro e non l'avevamo potuto avere, lui mi ha detto no, è stato il giugno 92 quando ci siamo visti, lui mi aveva detto che ci stavano facendo il processo a Palermo a suo fratello con Santa Paola per il fatto degli omicidi dei 4 ragazzi che erano scomparsi, che avevano fatto lo scippo, e lui mi ha detto questa discussione, dice, stanno accusando collaboratori a mio fratello, dice, per il fatto degli omicidi dei 4 ragazzini, dice, ma sono tutte cazzate. E poi diceva anche lui, dice, mio fratello, dice, c'era Pippo Mangion e Ozio Carmelo, diceva, dice, mio fratello diceva, mi ha mandato a chiamare, dice, io voglio uscire, dice, non ce la faccio più a stare in carcere, in sostanza adesso dice, io mi sto dando da fare, io con Stuzio Carmelo, se volevano dare da fare per far uscire il suo fratello, che era imputato a Palermo per un processo degli omicidi dei 4 ragazzi là. Lei sa darci una descrizione di questo personaggio che ha chiamato lo zio Carmelo? Sì, l'ho riconosciuto anche nelle foto. In quale foto? Quella che mi ha fatto vedere lei, poi quando mi ha fatto vedere queste foto. E ricorda il cognome di questa persona? No, il cognome no. Lo chiamavano, quando la prima volta è venuto a Vittoria, c'era Studita Negascio, lo chiamavano Uzzi Carmelo. Io l'ho sentito chiamare Pozzi Carmelo, il cognome non lo so. Ce lo sa descrivere? Sì, era una persona sul 60, 65, alta, 1,75, 1,80, magrissimo, di pelle scura. Capelli? Capelli neri, mi sembra, i capelli non ricordo, ma neri mi sembra, sì, li portava indietro. Per quanto riguarda il personaggio che lei ha chiamato Nicola, ricorda che attività svolgesse? No, non lo so, io l'ho visto una volta soltanto quando è venuto a portare 70-75 milioni, che era venuto lui, Pippo Mangion e Stuzio Carmelo. Però poi c'era Pippo Di Stefano, il fratello di Angelo Di Stefano, siccome aveva 20 anni che aveva vissuto a Catania, non lo so, 20 anni, 25 anni che viveva a Catania, lui appena sentito il nome mi ha detto quello c'è Nicola Maugeri, e quello in sostanza che gestisce tutti gli appalti di Santa Paola. Chi l'ha detto questo?
Pippo Di Stefano, il fratello di Angelo, perché lui in sostanza viveva a Catania e lo conosceva. Mi ha detto quello c'è Nicola Maugeri, quello che gestisce tutti gli appalti di Santa Paola. Ecco, ci vuole dire con esattezza, riepilogare chi erano le persone presenti del suo gruppo ai vari incontri? La prima volta quando è venuto Pippo Mangion e Uzzi Carmelo sono venuti loro due soltanto. La prima volta c'eravamo io, Silvio Carbonaro, Peppe Giannone, poi c'erano i fratelli Di Martino, Rosario Di Pietro, Angela Lecce, e poi c'era Titta Nicastro e Tullio De Natale, quello che c'ha l'impianto di Caccestruzzi a Vittoria. E negli altri incontri? Degli altri incontri, il secondo incontro poi è venuto di nuovo prima di Pasqua e c'era sempre Pippo Giannone, Silvio Carbonaro, i fratelli De Martino, il Rosario Di Pietro e c'era Titta Nicastro sempre e non lo so se c'era Tullio De Natale, non lo ricordo, quello no. Ma i componenti della nostra eravamo io, Silvio, Peppe Giannone, i fratelli Di Martino, il Rosario Di Pietro. E non lo so se c'era anche Angelo Alecci quella volta. E per quanto riguarda ancora gli altri incontri? Gli altri incontri poi ci siamo visti prima di Pasqua, poi è venuto prima di agosto, 91, però essendo che era scattata l'associazione eravamo rimasti io e Angelo Di Stefano, latitante, e poi c'era Maurizio Curriere che girava, Angelo Alecci e Angelo Cappello. E ci siamo incontrati in una casa di campagna dove eravamo latitanti, ci siamo spostati ed è venuto Pippo Mangion e un'altra persona, non ricordo quella, se era Uzzi Carmelo anche, e c'eravamo io, Angelo Di Stefano, Angelo Alecce, Angelo Cappello e poi è venuto Pippo Mangion, Uzzi Carmelo e Titta Nicastro che l'ha portato dove era il covo. E poi nel settembre 91, quando abbiamo fatto la riunione lì in quella casa a mare, è venuto Pippo Mangiano e un'altra persona che io non l'avevo visto mai. Che poi quella persona l'ho incontrato quando sono stato al giugno 92, l'ho incontrata a Catania, al bar lì, che era assieme con Pippo Mangiano. Era una persona sui 50-55 anni, 1,70, capelli brizzolati. Però non si è presentato, ha salutato buongiorno, però non si è presentato, ciao mi chiamo Tizio, non si è presentato completamente. Quando è venuto con Pippo Mangion alla riunione nel 91 che abbiamo fatto in casa di questo Donzello a mare, ha salutato buongiorno, per lui non ha parlato di niente. Pippo Mangion era venuto per parlare a me per sto fatto degli appalti delle imprese di Ragusa, se potevo avvisarlo di non partecipare a questa parte. E poi c'è stata un'altra occasione dove Pippo Mangion, siccome c'era un'impresa di Campobasso che io l'avevo messa sotto estorsione a Ragusa e stava facendo la ristrutturazione del caseificio sulla Modica Marina di Modica ed era una ditta di Campobasso. Però poi quando ci siamo visti con Pippo, non ricordo adesso la volta quando è stata questa discussione, siccome io l'appalto, in sostanza l'appalto era 11 miliardi e mezzo, io ci avevo chiuso l'estorsione per 120 milioni, era andato a finire quasi 1%. Poi Pippo, io ho saputo che poi questa impresa aveva un appalto a Catania e ci avevano fatto quasi 300 milioni di danno. Poi ci siamo visti con Pippo, Piglia mi ha detto, dice Salvatore, ma cosa hai combinato? Dico, cosa Pippo? Ma come, dice, la ditta così di Campobasso, dice, sta facendo un lavoro a Ragusa, dico sì. Dice, ma come? Dice, 120 milioni gliel'hai chiusa, in sostanza diceva quasi 1%. Dico, ma sai Pippo, siccome c'era un'impresa, dico, di Modica, per rispetto all'impresa, dico, ho fatto, lui in sostanza mi ha dato la botta, diceva così poco gli hai fatto parlare, perché in sostanza loro stavano chiudendo l'estorsione a Catania. Tidona, stavo parlando poc'anzi di 300 milioni di danni, mi pare, sì. Detto. Può specificare a cosa si riferiva esattamente? Non lo so. Mi scusi un momento, possiamo continuare. La domanda?
Può rifare la domanda? Sì, Presidente. Poc'anzi le avevano fatto 300 milioni di danno, se mal non ricordo, Sì. con riferimento a quest'ultima impresa da lei indicata. Può specificare chi aveva fatto i 300 milioni di danno? Questi di Catania. E in che cosa erano consistiti questi danni? Non lo so, addirittura se ci avevano messo qualche boom nei silos, non lo so riguardo. In sostanza ci avevano fatto 200-300 milioni di danni. A me me l'aveva detto l'impresa di Modica che faceva il lavoro a Modica per conto di questa ditta di Campobasso, perché aveva il subappalto. E che lavoro era questo eseguito No, dalla... non lo so, il lavoro non lo so. Signor Tidona, voi come organizzazione che percentuale prendevate sugli appalti per il pizzo? Beh, a me, io quando giravo io, i carbonari mi dicevano ti devi fare dare il 3, però dice, poi a discrezione tua, vedi dove puoi tirare di più, dove puoi tirare meno, dice, a discrezione tua, fai tu. Perciò io andavo per il 3, però certe volte la chiudevo per il 2, 2,5, certe volte, siccome nella provincia di Ragusa come estorsione di imprese, ancora non ne pagavano nessuno. Perciò certe imprese venivano da fuori, già lo sapevano, erano consapevoli, non facevano nessuna discussione. Però poi ho avuto da fare con qualche impresa della provincia di Ragusa, perché non erano abituati a pagare il pizzo nelle nostre zone e si lamentavano. E certe estorsioni le chiudevo addirittura con l'1%, dipende. Mentre quando una impresa protetta dai catanesi operava nel ragusano, la percentuale per voi quant'era? L'1,5%. E non sapevate se l'impresa pagasse una restante parte ai catanesi? No, questo no, non lo sapevo. Può indicare, riepilogare le imprese che operavano nel ragusano, che erano sotto estorsione della Clan Santa Paola? Ricordo i nomi, certe le ricordo. Se può indicare quantomeno i lavori che stavano eseguendo. Una era l'impresa che stava facendo il lavoro dentro il porto di Pozzallo. Non ricordo il nome di questa impresa. Mi sembra che era a Rende di Catania. Rendo? Rende. Poi c'era un'altra, era la Farinella Agnello, che era di fronte al porto di Pozzallo, che stavano facendo delle strade. Però quando io ci ho andato a parlare per chiudere l'estorsione erano ormai agli ultimi sgoccioli del lavoro. Mi aveva detto lui che erano rimasti gli ultimi 3 miliardi di lavoro, ed era Farinella e Agnello. Poi un'altra impresa, quella di Vittoria, che stava facendo il lavoro all'ospedale di ampliamento, era una impresa di Palermo, mi sembra si chiamava La Molina, se non vado errato. E poi c'era un'impresa che... Chiedo scusa, per questa impresa voi avete avuto rapporti con esponenti del Clan Santa Paola? Sì, sempre con loro noi avevamo... In sostanza io andavo da questa impresa, parlavo o con l'ingegnere o con il capocantiere. Lui mi diceva, siamo di Catania, fra 8-10 giorni si faranno sentire amici nostri. Poi logicamente io non avevo più niente da fare con quella impresa, capito? Perché non ci andavo più. Logicamente poi io me la vedevo con Pippo da Catania. Dice, il lavoro perché è 10 miliardi, 20 miliardi, il prezzo è 1,5%, io dall'impresa in sostanza non ci andavo più, avevo da fare soltanto con Pippo Mangione poi. Sì. Perciò una era questa, poi c'era un'altra impresa che stava facendo l'istituto agrario sulla Vittoria e Gela, sulla 115, a circa 10 km da Vittoria, stava facendo un istituto agrario. Poi c'era un'impresa che stava facendo una scuola elementare dove c'era il mercato ortofrutticolo vecchio, a Vittoria sempre. Poi c'era la Grasseto, dove stava facendo quei lavori di svuotamento sotto il campo di concentramento, non lo so. E poi c'era un'altra impresa che stava facendo l'allargamento della strada Agata e Vittoria. Vittoria Agata, stava facendo lavoro di allargamento della strada e sempre era un'impresa di Catania. E poi ce n'era qualche un'altra, però adesso non ricordo bene. Poi c'era quella che stava facendo il metano a Ragusa, che chissà sempre l'ha chiuso per conto dei catanesi. Chi era questa impresa, non lo sa? No, l'impresa non lo so. Non ne ricorda altri? Non lo so, adesso... Lei ha sentito parlare dell'impresa della ditta Colombrita? Colombrina? Colombrita. Non lo so, c'era un'impresa di Catania che stava facendo
stava facendo una palazzina di 12 appartamenti a Scoglitti. A Scoglitti. E io ci sono andato una volta ci sono andato io, una volta addirittura ci è andato Sortino con Lombardo. E poi Pippo una volta ci siamo visti mi ha detto che erano amici suoi. Però non lo so poi se l'abbiamo chiusa, però siccome erano palazzini a livello mini appartamento, non lo so, ma forse addirittura lì non abbiamo chiesto tangente, sì, era una ditta di Catania anche quella. Lei ha ricordato poc'anzi l'anno in cui ebbe a far parte dell'organizzazione sua, puoi ripeterlo? Come non ho capito? In che anno prese parte all'organizzazione malavitosa in cui è stato inserito? Prima io sono entrato come avvicinato, io gestivo tutti gli appalti. In che anno siamo? Io sono entrato a dicembre 90 e io in sostanza prendevo le tangenti e a me mi davano i carbonari il 15% sugli importi. Chi erano i responsabili di questa organizzazione? Carbonaro dominante. Può indicare i nomi degli uomini di spicco di questa organizzazione? Dominante Carmelo, Bruno Carbonaro, Silvio Carbonaro e Claudio Carbonaro. Perciò io sono entrato come avvicinato, dice tu ti devi gestire gli appalti, in caso che ti denunciano, dice, noi ti diamo 1,5 milioni al mese, dice, per mantenere la famiglia, dice, e in più ti paghiamo l'avvocato noi. Dico va bene. E io allora in sostanza incassavo per esempio 10 milioni i conti loro li facevano ogni 10 giorni, incassavo 10 milioni, loro mi davano 15%, 1,5 milioni di guadagno e poi non avevo niente a che vedere io con il clan. Poi nel giugno 91, siccome mi hanno denunciato alcune imprese nella provincia di Ragusa, perciò ero latitante, poi è scattata l'associazione di Ragusa, hanno arrestato quasi tutti, è rimasto Angelo Di Stefano latitante e poi c'era Angelo Cappello, Angelo Lecce e Maurizio Curriere e poi a me mi hanno fatto entrare a tutti gli effetti. Fino a quando vi ha fatto parte di tale organizzazione? Fino a agosto 92. Fino a che poi non ho cominciato a collaborare in sostanza. E signor Presidente, poi l'Ufficio del Pubblico Ministero dovrà fare una richiesta istruttoria. Contresani. Presidente, io... Sì. Senta, signor Didona, lei conosce o ha mai conosciuto Santa Paola Benedetto? No. E vuol chiarire che cosa intende lei per il gruppo Santa Paola, quindi? Non lo so, a me i carbonari dicevano che Pippo Mangione apparteneva a Santa Paola, poi non lo so, io non l'ho conosciuto su Santa Paola. Quindi lei non ha nessuna conoscenza diretta di quanto riferisce, le hanno detto che appartenevano costoro al gruppo Santa Paola. Sì. Non sa altro quindi del gruppo Santa Paola o di Santa Paola in particolare? No, io devo da fare soltanto con gli appalti, per altri motivi. Non ho altre domande, grazie. Permette che completi, Presidente, Avvocato Veneto per Santa Paola. Ma c'è oggi come è composta la difesa di Santa Paola? L'avvocato Napoli e l'avvocato Veneto. L'avvocato Veneto in che veste? Nella sua veste di difensore e se vuole io nella veste di sostituto processuale. Non è che si può fare udienza per udienza sta cosa, deve essere stabilito. Allora Presidente, in linea generale l'avvocato Veneto e l'avvocato Strana, io sostituto processuale di entrambi, così risolviamo il problema definitivamente. Aspetti che stiamo regolarizzando, scusi signor Tedone. Va bene Presidente? No, non va bene. Chi risulta ufficialmente come difensore come è costituito? Chiamiamo il signor Ferri. Lei cosa doveva dire intanto? Come ho ricordato un'altra impresa per un altro fatto, se vuole. Vediamo dopo. Presidente, perdoni, può darsi, ma non ne sono certo, che io risulti difensore nel processo 2 e non in questo. Quindi lei potrebbe intervenire come sostituto.
Ecco, in questo sì, processo. sì. La ringrazio. Allora, la domanda. Sì, la ringrazio. No, va bene, sono onorato. Veramente preferisco essere io sostituto, non l'avvocato Veneto, scusi, per quanto mi riguarda. Ma se risulta lei strano, difensore di questo processo dell'imputato Santapaola, l'avvocato Veneto, essendo nell'impedimento all'avvocato strano, può essere solo sostituto. Esatto. Grazie. Signor Tidona, a proposito delle estorsioni commesse nel Ragusano, lei quante volte è stato interrogato nel corso della indagine preliminare? Io sono stato interrogato quando ho collaborato. Quanti interrogatori ha reso? Non lo so adesso, ho fatto tutte le mie dichiarazioni e basta. Ne ha reso più di uno? Io ho detto tutta la mia posizione, tutte le imprese che io in sostanza avevo messo sotto estorsione, per conto del plano temporale come era. Mi riferisco al numero delle verbalizzazioni. Non lo so. Non lo sa. Sa perché gliel'ho chiesto? Leggo qui nel verbale di interrogatorio. Si oppone il pubblico ministero, lei formula una domanda. A che cosa si oppone, scusi? A quello che sta Pongo leggendo. a quello che più volte gli avvocati hanno fatto rilevare, che non è possibile dare dichiarazioni di verbali che non sono entrati ancora a far parte del fascicolo del dibattimento. Quindi lei deve formulare una domanda su una circostanza precisa, non può dare lettura di dichiarazioni che non sono state neppure oggetto di contestazione. Quindi deve formulare, questa è l'opposizione, deve formulare una domanda, non può dare lettura di dichiarazioni rese da chiunque esso sia nella fase delle indagini preliminari. Io immaginavo che il pubblico ministero, essendosi lanciato all'arrembaggio, avrebbe fallito l'obiettivo e lo ha fallito. Perché il problema che io mi ponevo e che mi pongo tuttora è quella della disponibilità nelle mani della difesa di tutti i costituti processuali nei quali si sia parlato dell'oggetto specifico di questa deposizione odierna. E poiché risulta per tabulas che noi abbiamo a disposizione soltanto un interrogatorio e non anche i precedenti, io intendevo introdurre questa circostanza per il tramite del testimone, al quale rinnovo la domanda. Poiché è in nostro possesso un verbale di interrogatorio del 25 novembre 92 in cui si dice che ella ha bisogno di integrare precedenti deposizioni, le chiedo di sapere, rispetto al 25 di novembre del 92, lei aveva già reso precedenti deposizioni rispetto al problema delle estorsioni alle aziende operanti nel Ragusano? Parte quelle di Catania operate nel Ragusano. Perfetto. No. Quindi nelle precedenti deposizioni lei non aveva mai parlato della questione relative alla presenza dei catanesi nelle estorsioni, è così? No, non è che non avevo parlato, io non avevo voluto parlare. Perché? Perché io quando ho collaborato... No, scusi, non mi interessa, il perché non mi interessa. Sta dando la spiegazione di quello che ha chiesto lei, avvocato. Signori, Non deve dare una spiegazione, deve lasciamo- rispondere alle domande. Procedo, avvocato. Grazie. Se mi può parlare gli spiego perché. Ma glielo Non chiedo interessa, io. non interessa Glielo all'avvocato. chiedo io faccio le domande su ciò che mi Non interessa. interessa, signori, c'è un meccanismo di esame e controesame, quindi le spiegazioni le può dare in ogni momento, se sollecitato, con i mezzi idonei e tecnici opportuni. La ringrazio, Presidente. Quindi lei non aveva parlato in precedenza del gruppo Santapaola. E di che cosa aveva parlato in precedenza? Io ho parlato di tutti gli appalti, anche quello dei catanesi, però non avevo specificato che il rapporto lo avevo io. Io avevo dichiarato che in sostanza io gli appalti li chiudevo, però che poi i contatti con il gruppo catanese l'avevano i carbonari, invece non era vero. Le contesto, ai fini e per gli effetti di quell'articolo 500, e chiedo quindi l'acquisizione del verbale a questi fini, che nel verbale di interrogatorio
del 25 novembre 92, lei così testualmente si esprime diversamente da quanto oggi afferma. Ho chiesto urgentemente di parlare con la vostra signoria per integrare con alcune precisazioni che ora mi appresto a fornire le dichiarazioni già a suo tempo rese a proposito delle estorsioni di alcune imprese edili aggiudicatarie di grossi appalti nella provincia di Ragusana. Voglio cioè riferire che alcune di queste imprese erano già sotto la protezione del gruppo Santa Paola. Secondo intese sulle quali ora mi soffermerò, tali imprese, ripeto, già sottoposte ad estorsione dal gruppo Santa Paola, allorché operavano nel Ragusano, pagavano il pizzo direttamente al predetto gruppo malavitoso che poi lo girava al nostro gruppo. Dal che è facile arguire e dedurre che lei non aveva mai assolutamente parlato di questo doppio giro di pagamento e di questa presenza del gruppo Santa Paola. È così? No, dica se precedentemente aveva mai parlato del gruppo Santa Paola o meno. Avvocato, se ha la pazienza di ascoltare 2 minuti gli spiego perché. Va bene? Io non chiedo la spiegazione del perché, io chiedo, la contestazione è rivolta a conoscere una ragione di una pretesa diversità, avvocato. Allora che cosa? A fare constare soltanto la diversità? Io chiedo di conoscere il fatto storico, la ragione non mi interessa. Come vuole. E il contraesame lo conduco io. Bene, procedo. Allora, è vero o non è vero che lei aveva parlato precedentemente del gruppo Santa Paola come interessato agli appalti nel Ragusano? La risposta è sì o no? Non ce ne sono altri. Presidente, io mi oppongo perché il test non ha precisato che si trattasse del gruppo Santa Paola, secondo l'indicazione che ha dedotto il difensore. La parola gruppo Santa Paola non era emerso, il test non aveva detto così nella precedente dichiarazione e chiedo alla Corte di riascoltare il disposizione. Non ho capito, pubblico ministero, non stavo seguendo. Il test, poc'anzi, l'imputato di reato connesso, collegato, ha fatto riferimento alle estorsioni ai contatti con i catanesi. Del gruppo Santa Paola non aveva parlato, quindi l'affermazione e quindi la contestazione che il difensore solleva non ha ragion d'essere, perché l'espressione gruppo Santa Paola il test non l'aveva riferita. Allora, questi sono discorsi che formano oggetto di valutazione della Corte. L'esame, chi conduce l'esame o il contraesame, se lo conduce come crede, nei limiti in cui crede, perché le parti avverse hanno uguali poteri in merito. Quindi tutte le spiegazioni possono essere chieste in un secondo momento quando controparte ha la parola. A parte questo senza contare i poteri che poi hanno i componenti anche della Corte di fare le domande che ritengono, e senza contare che mi si è corretto, ma non so sino a che punto la correzione è stata corretta in altra sede, che il dichiarante può fare anche dichiarazioni spontanee purché attengano all'oggetto delle sue precedenti dichiarazioni. E quindi Signor Presidente... Certo, non durante il contraesame, ma infatti a un test ho detto quando sarà finito esame e contraesame lei potrà fare le dichiarazioni che vuole, e mi è stato detto ma sa, su questa sua interpretazione abbiamo delle perplessità. Allora, vogliamo procedere? Sì, signor Presidente, io che avevo già preannunziato che questo dovesse essere il metodo, sono confortato dalla sua interpretazione. Avanti, avvocato, per favore, e quindi posso andiamo al sodo ora. No, dico, mi atterrò scrupolosamente a quello che lei ha detto. Mi auguro che tutte le parti lo facciano. Procediamo. Andiamo avanti. Quindi vale per contestazione quello che io ho detto precedentemente, ho letto precedentemente. Adesso le chiedo di sapere, ecco quello che lei finalmente mi voleva dire. Per quale motivo in precedenza lei non aveva fatto il nome di Santa Paola e del suo gruppo come partecipe e responsabile delle estorsioni? Perché io quando ho collaborato, io ho avuto la certezza che i carbonari dominanti mi volevano ammazzare. Allora io quando ho collaborato, gli appalti li chiudevo io, giravo io per gli appalti. Allora il momento in cui ho collaborato
tutte le mie dichiarazioni, tutti questi imprese che ci andavano, però al momento in cui io dicevo l'impresa, mi diceva tra 8 e 10 giorni, amici nostri si faranno sentire, io ho dichiarato che questi amici di Catania si facevano sentire verso i calcolari dominanti e se lo vedevano poi loro per il pagamento. Io non volevo mettere in ballo su Pippo Mangione, su altro che io ho visto, su Zegarmeno, perché io avevo una certa, perché essendo che io avevo scoperto che mi volevano uccidere, io avevo con il gruppo calcolare dominante, non volevo parlare di questo padre dei Catania. Però il secondo tempo, poi quando lei dice novembre, sì, ho mandato a chiamare il giudice, ho detto io siccome voglio dire tutta la verità per pulire, perché sono altre cose che io sapevo, e gli ho fatto altre dichiarazioni al riguardo a quello del 25 novembre. Gli ho detto sì, la parte, però io ho avuto incontri con Pippo Mangione, sul Carmelo, su altro. Questo è il motivo. Quindi noi apprendiamo adesso che lei ha reso altre dichiarazioni precedentemente a quella del 25 di novembre del 92. Sì, io ho detto che in sostanza io più deboli a parte, andavo da spiapportare. Queste imprese di Catania mi dicevano fra 8 e 10 giorni si faranno... Sì, ma questo lo ha già detto, è inutile che lo ripeta. L'ho capito. C'è una mia dichiarazione a verbale. La difesa di Santa Paola deduce di non essere in possesso, perché assenti dal fascicolo del pubblico ministero, delle dichiarazioni precedenti al 25 novembre 1992. Deduce in conseguenza la inutilizzabilità della fonte di prova che oggi viene escussa per la mancanza di possibilità di conoscere cosa la fonte di prova avesse esposto in precedenza con riferimento all'oggetto specifico della prova per cui viene addotto a dibattimento. La Corte in proposito ha emesso un'ordinanza, quindi non c'è oggetto da riesaminare e non c'è materia di decisione. Se ha finito il controesame, l'avvocato Veneto, passiamo. Allora proceda. Ho dedotto soltanto un'inutilizzabilità e la Corte non è l'ultimo traguardo, ci saranno altre Avvocato, determinazioni. è la seconda volta che lei si esprime in questi termini, la prima volta l'ho fatta passare, la seconda volta non accetto questa argomentazione che ci sono altri traguardi, lo sappiamo tutto e non occorre che lei a ogni piezo spinto ce lo ricordi. Ha altre domande? Sì, proceda. Però le volevo far presente. Presidente, mi scusi, io volevo fare anch'io una dichiarazione verbale in riferimento a questo argomento sollevato dalla difesa. Consente, Presidente? Certo, è il suo potere, sua facoltà. Volevo far presente che le dichiarazioni precedenti, che peraltro sono state depositate nell'ambito di un processo che già si è concluso, quindi sono atti pubblici, non riguardano affatto l'organizzazione del Santa Paola, quindi non avevano nessuna ragione di essere depositate, né peraltro sono state mai utilizzate per la emissione di provvedimenti di qualsiasi genere. Si tratta di dichiarazioni che riguardano le estorsioni fatte nel Ragusano e nessuna indicazione vi era sul gruppo del Santa Paola. Signor Presidente, anzitutto io devo un chiarimento. Quando io ho detto che non è questo, soltanto questo, il luogo nel quale si decide, volevo intendere soltanto, permetta Presidente, mi scusi, una sola dichiarazione. Signor Avvocato, volevo che noi facciamo una costante lotta contro il tempo, e quando dico tempo si tratta di minuti. Se io la invito, ascolti, se io la invito a completare il suo controesame, mi creda che non è che io non abbia piacere di parlare con lei su questioni tecniche e anche di fair play. Tuttavia sono costretto ancora una volta a invitarla a esaurire il suo controesame. Le sue ragioni le possiamo anche intuire. Sono solo quelle di fare constare a verbale quello che poi può essere sviluppato, basta, ho finito, non devo dire altro. Continuiamo il controesame, l'ho detto in 20 secondi, ecco, così risulta verbale, io non voglio mancare di riguardo alla Corte e voglio che risulti agli atti, tutto qui. Allora, lei raccontò, vediamo se riusciamo a conoscere che cosa raccontò
tutto ciò che ha raccontato oggi, in precedenza rispetto al 25 novembre, solo eliminando il riferimento a Santa Paola? È così? No. Cos'è che aveva raccontato prima? Io ho raccontato tutto, però al momento in cui i contatti per i soldi, gli ho detto che non li avevo io, li avevo i Carbonari, invece li avevo io. Perfetto. Quindi ha eliminato soltanto il riferimento al gruppo Santa Paola, a Mangion, eccetera. Che io non avevo questi contatti per i soldi. Che non l'aveva detto, che lei prima non l'aveva detto. Perfetto. E quanto tempo prima del 25 novembre lei aveva reso queste deposizioni? Agosto, settembre 92. Quindi poi il 25 novembre ha deciso invece di integrare quelle dichiarazioni. E dire anche tutto il resto che sapeva. E per quale motivo ha ritenuto di apportare questa modifica? No, non è stata modifica, è stata una presa di posizione attraverso, perché ho collaborato e volevo dire tutta la verità, riguardando anche quelle situazioni. Quindi in precedenza non aveva detto tutta la verità? Ho detto tutta la verità, però al momento in cui io avevo il momento in cui dovevo prendere i soldi, io ho riferito che i contatti con i soldi non li avevo io, li aveva il Carbonari. Invece non era vero, non era vero. Però tutto riguardo ai componenti delle imprese di Catania e cose è tutta pura verità. Io soltanto non volevo comparire, a accusare questi catanesi. Riguardo il contatto dei soldi, però riguardo tutte le imprese era tutta verità. Sì, ma come vede era soltanto una parte della verità. Scusate, no, a questo punto devo intervenire perché la domanda è stata posta 3 volte e 3 volte l'esaminato ha risposto nella stessa maniera. Quindi se ci sono altre domande procediamo, altrimenti chiudiamo il controesame. Lei ha detto che entrò a dicembre del 90 nella storia degli appalti. Io vorrei avere qualche chiarimento in più. Lei entrò nell'organizzazione a dicembre del 90 o si interessò di appalti a dicembre del 90? Cioè? Io ho detto sono entrato a far parte a un avvicinato, io mi dovevo gestire tutti gli appalti, non a tutti gli effetti. Io ero avvicinato, io sugli appalti avevo una percentuale di guadagno, poi non avevo niente a che fare col gruppo. Vorrei avere un'idea più chiara della sua carriera, come dire, nell'organizzazione. Lei quando entra nell'organizzazione? Dicembre 90. Come avvicinato. Giugno 91. Scusi, dicembre 90 come avvicinato significa come partecipe dell'organizzazione? Avvicinato,